La Basilica di San Marco è la chiesa più importante di Venezia, è anche la sede del Patriarca. Siamo a Venezia per ricordare un importante voto, quello del 22 ottobre, il referendum dell'autonomia. Per fugare qualsiasi dubbio, seguite il nostro speciale. Lei cosa vota? Beh, ovviamente sì, perché io faccio parte di un movimento autonomista qual è la Lega Nord da 30 anni, quindi aspetto da 30 anni questa importante occasione dove daremo al Veneto la possibilità di esprimersi, che credo sia anche un'occasione unica nella storia, sulla volontà del popolo veneto a poter gestire le proprie risorse. Perché sì? Perché anche se sembra così, almeno da coloro che propongono il no, che sia un voto inutile, io credo sia fondamentale. Abbiamo una fame di riforme importante e se queste riforme non partono dall'alto, non partono dal governo centrale, devono partire dal basso. Quindi io credo che la Corte Costituzionale abbia storicamente dato questa opportunità al Veneto per far muovere le acque dal basso, in maniera tale che dal Veneto possa propagarsi in tutto il territorio nazionale e trasformare questa Italia finalmente in un'Italia federale. I veneti andranno a votare? Io credo di sì, c'è un buon momento di attenzione su questa grande occasione che è il Veneto, il sentimento che sento partecipando a tantissime serate in cui promuovo questo referendum è ottimo, su tutte le fasce sociali, dall'operaio all'artigiano, al commerciante, all'imprenditore, i giovani, gli anziani, sentono fortemente questa opportunità che gli viene offerta. E il referendum è sempre un momento di grande democrazia, un momento in cui il cittadino può dire cosa vuole e cosa non vuole rispetto al proprio futuro, quindi il 22 ottobre sarà l'occasione per i veneti di dare un segnale forte del bisogno di riforme che questo Paese ha. Il giorno dopo non otterremo nulla di concreto, ma otterremo la forza popolare data in mano a un governatore come Luca Zaia determinato a dare il Veneto questo nuovo assetto amministrativo. L'abbiamo dimostrato in varie occasioni. Il Veneto, per storia, per capacità politica attuale, per bisogno futuro, deve utilizzare questa occasione di autonomia. Abbiamo dimostrato che con pochi soldi facciamo funzionare bene le cose. L'esempio più concreto è la sanità. Sappiamo che la sanità in Veneto è considerata tra le sanità più buone, che funzionano meglio, non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo, e avendo a disposizione meno risorse rispetto alle altre regioni. Abbiamo dimostrato che non vogliamo mettere le mani in tasca ai cittadini, infatti volendo potremmo avere introiti pari a 1.180 milioni di euro ogni anno di tasse che potremmo applicare ai veneti, non lo facciamo perché sappiamo governare le nostre competenze con queste risorse. Ne vogliamo di nuove, vogliamo quelle competenze che oggi sono in mano al governo statale che gestisce in maniera non uguale per tutto il territorio, sprecando denari pubblici, soprattutto dei veneti, perché ricordo ogni anno abbiamo dai 15 ai 20 miliardi di euro che se ne vanno da questo territorio e che non tornano sotto forma di servizi. Quindi l'occasione per questo Veneto di essere esempio per il resto del territorio nazionale. E dopo? E dopo daremo un'impostazione a una realtà regionale che deve essere moderna, efficace, che deve essere all'altezza di quelle che sono le altre realtà europee. Parlo ad esempio della Baviera, del Baden-Württemberg, della Catalogna che proprio in questi giorni sta cercando di esaltare ulteriormente le proprie caratteristiche. Cioè vogliamo essere quella realtà europea che dà la possibilità a chi vive in questo territorio di sentirsi cittadini e non sudditi. Non voto, non ci vado. E non ci vado per un motivo molto semplice, ci ho riflettuto. Allora, questo non è né un referendum abrogativo, perché non abroga nulla, neppure un referendum propositivo, perché non propone nessuna legge, è una consultazione. Ed è una consultazione che chiede ai veneti: vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? Quindi una richiesta generica.
Gli altri 4 quesiti della Regione Veneto, che erano quelli 3 sulla fiscalità e 1 sullo statuto speciale, sono stati bocciati per motivazioni diverse dalla Corte Costituzionale. È rimasto questo. Per capire quanto è inutile questo referendum, leggo quello che prevede l'articolo 116 del titolo V della Costituzione. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 possono essere attribuite e poi elenca la procedura. Allora, se è già previsto questa cosa serve fare un referendum per dichiarare che la vogliamo fare? Basta che la Regione la faccia e, come sta facendo Emilia Romagna, senza referendum e attui la procedura prevista, che prevede aprire un tavolo con il governo e la consultazione dei comuni. Questo referendum è accentatore perché di fatto esclude i comuni, che sono i titolari veri della prima consultazione per aprire una trattativa del governo sulle materie, nessuna di carattere economico, che possono essere chieste aggiuntive a quella che la Regione già ha. Allora, un referendum di questa natura, che è un referendum farsa inutile, l'unico modo per salvaguardare la democrazia e il valore del voto è quello di non partecipare a una farsa. I veneti andranno a votare? Penso che ci andranno perché sono stati in qualche maniera raggirati da informazioni non del tutto veritiere, per esempio quella della fiscalità. Non è vero che al Veneto dopo il referendum cambierà qualcosa, non cambierà nulla. Non ci sarà un soldo in più, non ci sarà statuto speciale, perché non saremo come Bolzano e Trento, perché per avere queste cose bisogna modificare la Costituzione. E secondo lei un referendum di una regione è sufficiente a modificare la Costituzione, che prevede un percorso estremamente complicato, l'abbiamo visto, e anche molto difficile. Quindi non cambierà niente il giorno dopo, nulla. E allora 14 milioni di euro spesi per una consultazione che non modificherà nulla, che da lunedì non cambierà nulla, che la procedura per avere ulteriori materie non economiche e non previste rimarrà quella che è prevista dalla Costituzione. Allora cosa serve? Farsi una bella campagna elettorale al Presidente della Giunta regionale. E dopo? E dopo niente. Dopo, se vorrà avere ulteriori materie, quelle previste dall'articolo 117, non di carattere economico, dovrà avviare la procedura prevista dalla legge costituzionale. E questa qua, gliela leggo. Possono essere attribuite con legge dello Stato su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali nel rispetto dei principi di cui articolo 119. Questa è la procedura che sta facendo Emilia Romagna. Referendum consultivi non sono mica previsti, sono un'invenzione del Veneto. Tenga presente una cosa strana, no? Dirà, l'ho sentito Zaia dire, ma ci darà più potere per trattare con un governo ostile. Beh, allora, questa legge è in vigore dal 2001, riforma del titolo V Stato-Regione. Negli anni fino al 2010 Zaia e Maroni, gli attuali presidenti, sono stati ministri importanti di governi di centrodestra Berlusconi. Le regioni erano governate da centrodestra sia in Lombardia che nel Veneto, perché non l'hanno fatto allora? Era spianata la strada.